Rieccoci insieme, cari telespettatori, parliamo con Riccardo De Stefani, ben ritrovato. Grazie. Ogni tanto ci si vede. Ogni tanto ci si vede. Ed è responsabile fiscale CAF CISL Padova e Rovigo. Ebbene sì, oggi la puntata è prestata al CAF, ma è importante farlo perché questo è un periodo abbastanza caldo, vero? Per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi, tutto quello che ne consegue, per cui ci siamo, è il momento di farlo. È il momento adeguato. È il momento adeguato da un po' di tempo fino a quando? Quindi iniziamo subito a parlare, dopo vediamo tutte le novità fiscali che ci sono, tutti i documenti, ci sono tante cose importanti che noi accenniamo, che voi dovete ricordarvi quando andate a fare la dichiarazione dei redditi. Fino a quando? Quindi le scadenze. Intanto buon pomeriggio a tutti. Allora, per quanto riguarda le scadenze fiscali, per chi è interessato a presentare il modello 730, che quest'anno tra l'altro ha ampliato anche la platea di coloro che lo possono presentare in quanto sono stati inseriti anche tutti i redditività che prima entravano nel modello redditi, per capirsi nel modello unico o ex 740, la scadenza è fissata al 30 settembre 2025, quindi 30 settembre prossimo. Per coloro invece che devono o vogliono presentare il modello redditi, quindi ancora la dichiarazione dei redditi ex modello unico, il termine di scadenza è un mese più tardi, cioè il 31 ottobre 2025. Perché c'è questa scelta? È legata a una volontà del singolo cittadino? È legata alla volontà o all'opportunità. Chi presenta il modello 730 tendenzialmente lo fa perché ha una busta paga, un cedolino di pensione per il conguaglio fiscale. Chi presenta invece il modello redditi è privo di questo sostituto d'imposta, per cui si dice in autoliquidazione, quindi dovrà provvedere a conguagliare tramite modelli di versamento che sono modelli F24 i propri conguagli fiscali della dichiarazione di redditi. Quindi il 730 dà un'opportunità di conguagli più veloci perché avvengono tramite il sostituto d'imposta, mentre il modello redditi, ex modello unico, prevedono l'autoliquidazione. Quali sono i grossi blocchi di novità a cui stare attenti? I grossi blocchi di novità quest'anno o per l'anno sia 2024 che l'anno 2025 rappresentano tendenzialmente i blocchi per quanto riguarda o le spese per quanto riguarda la casa, quindi tutti gli interventi sugli immobili. Quali sono le principali novità? Le principali novità riguardano appunto gli interventi che vengono conosciuti come interventi di ristrutturazione edilizia o ecobonus, cioè risparmio energetico, per cui la normativa li ha confermati fino all'anno 2024 come sempre sono stati conosciuti, ossia il recupero del 50% su tutte le unità immobiliari abitative, sia interventi appunto di ristrutturazione, ecobonus, sisma bonus, eccetera, eccetera, eccetera. La novità qual è? Che nell'anno 2025 questi interventi diventano un attimino disagevolati, rimangono tali per l'abitazione principale da parte dei proprietari o di coloro che hanno il diritto reale su questi beni, quindi per esempio l'usufruttuario, il nudo proprietario. Coloro invece che non hanno un diritto reale ma che sono familiari conviventi o hanno l'uso di questi beni, per esempio l'affittuario o il comodatario, le agevolazioni si riducono al 36%. Parliamo dell'anno 2025, che noi poi lo troveremo con la dichiarazione dei redditi dell'anno venturo, dell'anno prossimo, ma stiamo già vivendo appunto l'anno 25, per cui queste spese è opportuno già conoscerle, che ci saranno comunque delle aliquote diverse per quanto riguarda questa tipologia di interventi. Di queste spese bisogna avere già iniziato i lavori? Per queste spese bisogna aver iniziato i lavori o comunque alcune di esse, come il bonus ristrutturazioni edilizie, ecobonus, si possono anche iniziare in fase anno 2025, ma conviene appunto informare tutti i contribuenti che se avessero intenzione di risanare, di migliorare, di
o comunque di dare degli incentivi alla propria abitazione, di farlo nel 2025, perché poi dal 2026 e anni successivi le agevolazioni fiscali saranno sempre in tendente diminuzione. Qua vediamo la scheda: benefici sulla casa anno 2024-2025, detrazioni interessi passivi per mutui per acquisto e ristrutturazione dell'abitazione sempre principale. Sì, in questa scheda che vedete in sovraimpressione sono le altre agevolazioni previste per chi acquista l'abitazione, sempre l'abitazione principale. Per la normativa l'abitazione principale è quella personale propria dove si ha la residenza o eventualmente quella dei familiari, quindi c'è un'apertura normativa che tende a dare le agevolazioni anche alle abitazioni principali dei familiari. Quali sono le principali agevolazioni, a parte gli interventi che prima abbiamo detto? Sono le detrazioni fiscali per chi oltre all'acquisto dell'abitazione va anche a stipulare un mutuo certo. Per acquisto, oppure per i proprietari. L'altra agevolazione che è stata introdotta recentemente con normative recenti è che coloro che sono titolari di contratti di affitto possono anche non più dichiarare in dichiarazione l'affitto non percepito. Nel passato era necessario avere un atto giuridico di sfratto, ora basta avere comunque delle certificazioni minori, appunto per evitare la dichiarazione dell'affitto eventualmente non percepito. Quindi non è necessario lo sfratto. Non è necessario lo sfratto. È importante sapere, perché prima c'era questa esatto, nel passato era necessario un atto giuridico finale di sfratto. Sì, finale. Attualmente ci sono basta quindi avere comunque una dichiarazione di un avvocato, quindi comunque un incentivo anche alla regolarizzazione del contratto d'affitto, dove è dichiarato la mancata percezione, per evitare questo reddito mancante in dichiarazione di redditi. E questo è importante. Dalla casa, mi pare che abbiamo detto tutto della casa, giusto? Della casa abbiamo detto tendenzialmente tutto. Però abbiamo altre agevolazioni, e le altre agevolazioni non riguardano la casa, ma riguardano i familiari. Quindi infatti stiamo vedendo un po' la scheda prima che ci riassume spese per la famiglia detraibili, quindi c'è un recupero del 19% dell'onere. Esattamente. Quelle che vedete in sovraimpressione sono le principali spese relative alla famiglia. La prima cosa da dire però, prima delle spese, sono chi sono i familiari a carico, cioè quali spese il contribuente può recuperare nella propria dichiarazione di redditi oltre che le proprie. Esatto. Quelle più conosciute, le vedete in sovraimpressione, sono le spese scolastiche, ovviamente proprie e tendenzialmente quella per i figli a carico, le spese universitarie, i contratti di affitto, quindi quando si parla di università per i figli non si parlano solamente delle spese per la frequenza universitaria, ma anche i contratti di affitto, gli asili nido, cioè tutto l'ambito, chiamiamolo scolastico. Però ci sono dei massimali? Ci sono dei massimali previsti dalla norma. La norma tendenzialmente per ogni onere sostenuto prevede o un minimo di spesa da cui si parte, per esempio le spese sanitarie godono, o meglio sono disagevolate, sono limitate da una franchigia iniziale di 129 euro. Cioè sotto dei 120? Sotto dei 129 euro le spese sanitarie non danno alcuna agevolazione fiscale. Si inizia il beneficio dai 129 euro a salire fino a un limite non previsto dalla norma, quindi fino a un tetto massimo di spesa complessivo effettivamente sostenuta. Altre spese invece prevedono l'agevolazione sin da subito, quindi sin dall'inizio della spesa sostenuta, ma prevedono un tetto massimo di spesa. Cioè, spieghiamo un attimo, 120 euro, questo può essere interessante. Una persona durante l'anno prende determinati farmaci. Esatto. Farmaci, visite specialistiche, esami di laboratorio, spese diciamo che così, sono detraibili, che hai pagato non hai pagato in contanti, le hai pagate con la carta di credito intestata alla persona che fa il versamento. Assolutamente. Hai l'attestazione, però devi arrivare a un massimo
del pagamento, cioè se la visita costa 150 euro, già questa fa massimale, oppure del 19%? Già questa fa massimale, solamente della visita, come lei ha fatto l'esempio dei 150 euro, io andrò a recuperare il 19% sulla quota marginale che va dai 150 euro ridotti 129 euro, quindi circa 20 euro circa. Quindi 19% di 20 euro? Il 19% su 20 euro, a cui dopo aggiungerò tutte le altre spese eventualmente sanitarie che ho sostenuto nel corso dell'anno. L'altra cosa importante c'è da dire per chi presenta il modello 730 a proposito di spese sanitarie, che già con la precompilata, quindi con la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024, non sarà più necessario presentare tutti gli scontrini o comunque tutti i documenti per avere e per garantire la detraibilità fiscale, in quanto è possibile anche accettare quello che è inviato, trasmesso dalla pubblica sanità all'Agenzia delle Entrate tramite la tessera sanitaria, quindi accettando quel valore. Ma perché chiedono invece lo scontrino? Lo scontrino invece viene chiesto da coloro che non accettano quanto è previsto nella norma, in quanto oggi purtroppo non tutte le prestazioni specialistiche transitano tramite la tessera sanitaria. Per esempio le spese di qualche professionista, spese dentistiche, spese fisioterapiche, ci sono alcune prestazioni che non prevedono ancora la trasmissione, per cui ad alcuni conviene ad accettare quanto è previsto nella precompilata in quanto il valore è congruo rispetto alle spese sostenute. Ad altri contribuenti invece conviene non accettare in quanto le spese tendenzialmente certificate sono maggiori rispetto alla precompilata. In questo caso occorre avere tutta la documentazione dettagliata. Beh, comunque la documentazione conviene averla sempre, che non si sa mai. La documentazione conviene comunque averla sempre. Tranne però nel caso, questo glielo confermo perché è scritto appunto anche in tutte le disposizioni ministeriali nonché nelle istruzioni del modello 730, per quel contribuente che accetta quanto è previsto dalla norma caricato appunto dalla tessera sanitaria, nel momento in cui accetta le spese, e parliamo però solo di spese sanitarie, tutte le altre devono essere documentate e certificate e visionate, mentre le spese sanitarie c'è un'apertura normativa che in questo caso si può evitare la presentazione della documentazione. Ed è importante anche saperlo ed essere informati di questo, perché adesso noi lo diciamo, bisogna che uno quando va al CAF venga informato anche di questa cosa, che è importante. Allora, ci sono i familiari a carico, abbiamo visto, che rappresentano una cosa importante. Rappresenta appunto una cosa importante perché prima abbiamo parlato sempre di oneri, di spese, di agevolazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Tendenzialmente nella propria dichiarazione di redditi il contribuente riesce a godere delle proprie spese, cioè quelle che sostiene per se stesso, e la norma, nella stragrande maggioranza dei casi, prevede anche le spese per i familiari a carico. Ma chi sono questi familiari a carico? I familiari a carico per cui un contribuente può aspirare di avere anche delle agevolazioni, perché oltre alle spese danno anche delle agevolazioni sul versamento in positivo, quindi uno sconto sull'imposta IRPEF, sono i coniugi, quindi il coniuge effettivamente e legalmente, quindi in essere, con matrimonio, appunto con matrimonio in essere, i figli. E qua notiamo una cosa, che non è chiesta la residenza con il dichiarante. Sì, per il coniuge e per i figli la residenza con il contribuente, con il dichiarante, non è richiesta, per cui il dichiarante può avere il coniuge e i propri figli o nello stesso nucleo familiare o anche in nuclei familiari diversi. L'importante è che ci sia il matrimonio in essere, come abbiamo detto, e che ci sia appunto il riconoscimento del figlio naturale, adottivo, eccetera, eccetera, eccetera. Qui dice figli, fino a 21 anni le detrazioni sono sostituite dall'assegno unico, Cioè significa che il nostro contribuente comunque deve certificare nella propria dichiarazione dei redditi di essere in possesso di un figlio a carico.
quindi certifica il figlio a carico. Intanto cosa significa a carico? Significa che il familiare per cui io voglio godere delle agevolazioni che abbiamo detto o non deve avere nessun tipo di reddito o comunque può avere un reddito fino a un massimo di 2.841 euro annui. Per cui fino a questa entità reddituale il familiare si considera a carico, quindi un reddito molto limitato. Certo. I figli invece c'è un'apertura normativa per cui questi 2.841 possono arrivare fino a 4.000 euro, ma per figli fino al compimento del 24esimo anno di età, quindi c'è un limite reddituale un attimino più alto per il figlio a carico. Ma come abbiamo visto prima, il figlio viene comunque considerato a carico per tutte le agevolazioni che dicevamo prima, comprese le spese, certo. Ma fino al compimento del 21esimo anno di età, le detrazioni fiscali che fino al 2022 venivano appunto calcolate in dichiarazione di reddito, cioè degli sconti sull'imposta IRPEF, non sono più calcolati in quanto sono state cancellate queste agevolazioni dall'ingresso, dalla normativa che ha inserito, che ha istituito l'assegno unico, che poi ha sostituito l'assegno familiare, insomma, che prima veniva riconosciuto. Per vendere pubblicità, meglio o peggio? A calcoli fatti siamo in un ambito che non è né meglio né peggio, dipende poi dalla redditività che il nostro dichiarante ha, quindi per alcuni redditi si sono visti dei miglioramenti a calcoli fatti, per altri redditi, quindi contribuenti magari con lo stesso nucleo familiare con redditività diverse, in quanto la normativa di riferimento del calcolo dell'imposta è molto fluttuante, certo, in base al reddito, alle agevolazioni, alle detrazioni, per cui è difficile dare un'indicazione precisa. C'è chi ha beneficiato da queste nuove normative, c'è chi ci ha probabilmente un attimino, è un po' stato penalizzato. Certo, allora interrompiamoci un attimo, ci sono altre novità importanti da conoscere e quindi vi invito a seguirci e soprattutto a prenderne giù nota per non dimenticare i documenti, perché poi per alcune cose abbiamo visto si può anche sopperire diversamente, però non tutto è nel cassetto fiscale, vero? Non tutto. Assolutamente non tutto è nel cassetto fiscale. Allora ricordatevi, perché dopo tornare diventa difficile anche rifissare un appuntamento. Ci vediamo tra poco.